E siamo tornati in diretta belli come il sole, questo era Alberto Fortis e in questi 20 minuti di Rebelot cerchiamo di parlare anche di Liguria, perché è certamente un fatto politico molto interessante quello che è successo nelle primarie del Partito Democratico, in primis, perché sappiamo bene che Cofferati il cinese è stato tradito proprio dalla comunità cinese, che lui stesso ha condannato, insomma, il fatto che ci fossero queste file di cinesi e marocchini che votavano cammellati, come si dice nel gergo politico, la sua competitor Raffaella Paitta. Ebbene, questo è il mondo Partito Democratico. Ieri sul manifesto ci si interrogava, sul giornale quotidiano comunista ci si interrogava su qual è la sinistra che si presenta alle elezioni della Liguria. Questa è una domanda davvero interessante, ma che lasciamo a quel campo della barricata, anche perché tra tante domande un candidato alle elezioni del governatore della Liguria adesso mi sembra che c'è, ed è quello uscito dal Consiglio federale della Lega Nord, Edoardo Rixi, attuale vice segretario federale del movimento. Edoardo Rixi l'abbiamo sentito più volte, ogni volta che c'è stata una qualche emergenza che riguardava la Liguria, purtroppo fatti non rari durante quest'anno. Ebbene, tra poco lo avremo in diretta con noi qui su Radio Padania Libera per sentire qual è lo spirito e qual è magari già una bozza di programma di visione per una Liguria che forse ci azzardiamo a dire qui a Radio Padania, potrebbe addirittura cambiare verso, e questo sarebbe sì, per una volta, un happy ending di tante storie che abbiamo raccontato. Where you left me, I'm not pretending, no hope, no love, no
di Mika in realtà non parla di un lieto fine, perché dice no happy ending alla fine, quindi vedete a volte come cantichiamo cose pensando, che ne so, messaggi lieti di per l'appunto lieto fine, e invece il lieto fine non c'è perché il testo dice tutt'altro, e questo è un qualcosa che ci succede tutti i giorni senza nemmeno troppo pensarci, se ci facciamo caso. Allora dicevo, cerchiamo in questa puntata dai collegamenti difficili ma che noi vogliamo tenaci. Tra pochi minuti cercheremo, anzi secondi, cercheremo di ricontattare Edoardo Rixi, che probabilmente è già, come si può dire, assediato dalle telefonate di tutta la stampa internazionale che vuole conoscere l'homo novus che si candida a guidare una regione difficile, che è la regione Liguria, con tutto quello che è successo in questo anno e che purtroppo vi abbiamo anche raccontato giorno dopo giorno, addirittura in quella nostra diretta notturna che purtroppo coincideva con il giorno dell'alluvione in Liguria per l'appunto, e ricordo ancora le drammatiche telefonate che avevamo ricevuto di persone che si sintonizzavano su Radio Padania e grazie proprio a Edoardo Rixi cercavano di avere un orientamento su cosa fare e su come fosse la situazione nel resto della città. Ebbene, è così che insomma a noi piace intervistare i candidati, come Alan Fabbri a modo suo per l'Emilia Romagna è stato un candidato di strada che vi abbiamo raccontato in quella mitica Mazda con cui percorreva la regione rossa per eccellenza, piazzandosi alla fine con un risultato davvero sorprendente, e chissà se Edoardo Rixi riuscirà a fare come o meglio di Alan Fabbri, non lo so, ma la caratura dei personaggi e la grinta è molto simile. Edoardo Rixi in onda con noi, buonasera Edoardo. Buonasera. Allora, come ci si sente da candidato alla presidenza della regione Liguria? Intanto è un onore che il movimento mi abbia indicato e soprattutto che in queste ore tanti liguri, tante persone vicine e lontane dalla politica mi stanno manifestando il loro apprezzamento e soprattutto il loro incoraggiamento di fronte al tentativo che stiamo portando avanti di creare una coalizione che si opponga al centro-sinistra in una regione storicamente rossa, dare finalmente una speranza che qualcosa possa cambiare. Ecco, il caso mediatico politico della Liguria in questo momento sono le primarie del PD. A me interessa poco chiederti commenti sull'altra parte politica, però un dato secondo me importante emerge, ossia il fatto che l'immigrazione in Liguria è talmente massiccia, talmente imponente nella società, che è riuscita ad inquinare forse addirittura un processo democratico, che comunque nel bene e nel male sono le primarie del PD. Diciamo che con tutti i soldi che hanno dato a queste associazioni e a questa gente è chiaro che in cambio qualcuno magari ha chiesto di essere sponsorizzato all'interno delle primarie, quindi ha mobilitato, come ha detto uno di sinistra, Sergio Cofferati, ha detto qua sono venuti a votare intere etnie di cinesi, marocchini e rom. Ecco, al netto poi del fatto della truffa di Cofferati, detto il cinese, tradito dai cinesi, ma tolta questa parte che può andare bene come gioco di parole per strappare un sorriso, Edoardo Rixi, per la Liguria, se ti chiedo 3 priorità, 3 nei 9 minuti che ci rimangono. Le 3 priorità sono far tornare la Liguria a essere una terra di turismo e di lavoro, cose che ormai non sono più così, cioè hanno disintegrato il nostro turismo, le nostre bellezze naturali e hanno ucciso il lavoro in Liguria, per cui tantissimi liguri oggi sono costretti a migrare, soprattutto i giovani o chi perde il lavoro, perché qua non è più possibile lavorare. Quindi la scommessa è quella di tornare a essere competitivi con la Costa Azzurra e di poter liberare quelle energie che ci sono in Liguria per far sì che i giovani tornino a lavorare nella propria terra, nella Liguria. Ecco, parlavi prima anche di coalizione. Come pensi di muoverti in questo territorio piuttosto spinoso, ma in qualche misura probabilmente necessario anche per affrontare con realistiche possibilità di vittoria un'elezione complessa come quella della regione Liguria? Come pensi, con che criteri ti muoverai? Ma io mi auguro che anche Forza Italia decida alla fine di appoggiare la mia candidatura e in qualche modo che ci sia la possibilità di andare tutti insieme. Se non fosse così, ci sono già molte associazioni, rappresentanze di categorie, lavoratori, rappresentanze economiche che sono disposte comunque a dare la loro disponibilità per una campagna elettorale che possa essere vincente
e sicuramente di cambiamento per la Liguria, perché a prescindere da tutto il risultato che vogliamo portare avanti è quello che dopo queste regionali nulla sia più come prima, quindi che si crei una nuova epoca dove sia in maggioranza che in opposizione non vigano fili intrallazzi, che la macchina pubblica serva per aiutare i cittadini e non per oberare i cittadini. Quella è la scommessa, quindi oggi noi non andiamo a pietire l'alleanza con nessuno, noi abbiamo messo un progetto, abbiamo messo dei volti, delle facce, ci siamo messi a disposizione, poi vediamo chi ci sosterrà coi fatti. Ecco, quindi un percorso che appare così, diciamo, se ragioniamo sul passato, in salita, però qualche cosa è cambiato sia nella politica nazionale ma anche, penso, nella Liguria, comunque martoriata dagli alluvioni e dalle ormai acclarate responsabilità quantomeno colpevoli di chi non ha saputo gestire il dissesto idrogeologico di questa regione. E questo è un tema sentito, come posso immaginare io qui dalla Lombardia, oppure c'è su questo tema quella parte di rassegnazione da parte dei liguri che non lo farà entrare più di tanto nella campagna elettorale e si propenderà per un atteggiamento un po' fatalista? Io credo che dopo 3 alluvioni in provincia di Genova e dopo tutto quello che è successo, che abbiamo letto, col fatto che siamo in una situazione, ad esempio, sulla spazzatura paragonabile ormai a quel di Napoli, credo che ci sia assolutamente la voglia di cambiare, cioè la voglia, ripeto, di non lasciare la propria terra e di poter lavorare qua. Noi siamo una regione del nord che però ha dei tassi di disoccupazione come le peggiori regioni del meridione d'Italia, e da questo punto di vista la scommessa è forte, è quella di portare un modello innovativo, un modello dove voglia mettere al centro le persone, il lavoro, l'impresa e soprattutto la voglia di dare e di riportare un rispetto a questa Liguria che oggi sostanzialmente è stata abbandonata dopo sprechi enormi e enormi affari che sono stati fatti dalla stessa classe politica del centro-sinistra, che abbiamo visto che in queste primarie ha candidato delle seconde file, quindi credo che in questo momento ci sia tanta voglia da parte dei liguri di avere una risposta diversa e noi ce la metteremo tutta per far sì che questa risposta sia quella che è in grado di dare la Lega. Si voterà? È già fissata la data? Ma si parla del 17 di maggio, una data che speriamo sia una data storica per la Liguria, perché è una data in cui si può portare un forte cambiamento. Io credo che, ripeto, in questo momento stiamo tracciando una linea di demarcazione tra noi e loro, tra il vecchio e quello che deve essere il nuovo, il domani, il futuro. E su questo penso che sia un bel impegno, anche perché insomma alla fine si tratta di creare un qualcosa di nuovo e di farlo per amore della propria terra. La stessa Genova oggi deve tornare ad avere un ruolo importante in tutto il Mediterraneo, non può più essere la settima città d'Italia e basta. Grazie mille Edoardo Rixi, noi seguiremo questi mesi di campagna elettorale e speriamo insomma di poter il 17 maggio, se quella sarà la data, dare da questi microfoni una notizia storica. Per il momento buona serata Edoardo Rixi, grazie. Grazie a tutti. E siamo arrivati alla fine di questa puntata dove abbiamo incominciato parlando di libertà di espressione, poi è arrivato in onda Matteo Salvini a filo diretto con voi e si è parlato un po' di tutto. Io non so voi, io ho curiosità di vederlo domenica da Fabio Fazio, quindi chissà che cosa salterà fuori, chissà in quell'arena mediatica in cui gioca davvero in trasferta come se la caverà. Abbiamo parlato dei tagli alla sicurezza, abbiamo parlato della Svizzera che guarda un po' ancora la sua sovranità economica, pensa che posti ci sono in giro nel mondo ancora.